Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio: saremo collegati fra mezz'ora, 12:30, con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Giornata molto importante perché sappiamo che a livello nazionale ci sono alcune situazioni che potrebbero degenerare in un cambiamento di colore per qualche regione. I dati continuano a crescere, naturalmente tutto sotto controllo perché stanno crescendo per ora i numeri dei contagi, mentre la sanità sembra reggere il colpo di questa ennesima ondata del coronavirus. C'è da dire però che qualche terapia intensiva impegnata in più c'è. Questo si somma alla bagarre del Green Pass, si somma anche a una campagna vaccinale che in Veneto sta correndo verso ritmi davvero importanti. Quindi tutta una serie di notizie che ci darà il governatore Luca Zaia alle 12:30 da Marghera. Invece adesso da Vicenza ci dà tutte le notizie dell'area berica la nostra Gabriella Basso, in collegamento via Skype. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneto ovviamente. Gabriella, ti vediamo in una Vicenza che mi pare un po' indecisa dal punto di vista ferragostano. Qualcuno è in vacanza ma movimento ce n'è. Vediamo dietro di te fra passanti, pedoni e monopattini elettrici, insomma un po' di gente è rimasta. Sì, guarda, devo dirti che è vero anche che oggi è giovedì, ricordo sempre che è giorno di mercato e questo porta i vicentini ad uscire dalle abitazioni e andare a fare un po' un giro sia di shopping che proprio di acquisti dal mercato, soprattutto anche dei generi alimentari ai banchi di frutta e verdura della piazza San Lorenzo. Ecco, diciamo che la città in realtà non è chiusa, è un Ferragosto anomalo questo per Vicenza. Ferragosto, la settimana di Ferragosto è quella classica per delle ferie. In realtà la gente c'è anche molta gente in ferie, ma la gente c'è, tantissimi negozi sono aperti e tra l'altro questo fine settimana sarà un fine settimana anche di eventi in città perché ci saranno varie feste, i musei sono aperti, c'è quindi movimento anche perché ci sono tantissimi turisti in città, veramente tanti. Fate conto che il dato che dà degli accessi ai musei e quindi uguale turisti, sono di 1100 ingressi paganti, sono tantissimi per una città d'arte come Vicenza, che comunque è un piccolo gioiello ma è piccolina, insomma. Gabriella, allora questa situazione del turismo la stiamo seguendo con le nostre redazioni, ma con la nostra redazione in Bassano in particolare, perché ci hanno segnalato e siamo andati a dare un'occhiata una colonna lunghissima di auto non ferme ma in lento movimento in salita verso l'altopiano dei 7 comuni. Addirittura sul costo per qualche ora stamattina c'era una macchina via l'altra da Piovene Rocchette fino ad Asiago in centro. In pratica ci segnalano una Gallio addirittura presa d'assalto i punti principali dell'altopiano, quindi vuol dire che il turismo si sta muovendo. La stessa Bassano sta rispondendo in modo egregio con turisti soprattutto dall'estero, vediamo tante presenze estere, quindi vuol dire che insomma questo è un buon segno. Di solito quando c'è turismo è un buon segno anche che molti vicentini rimangano un po' in città perché si dà ossigeno, si dà fiato alle attività. Voi siete stati al mercato stamattina, che aria tira da quelle parti? Allora, al mercato c'è, come ti dicevo, già abbastanza gente, ma anche i turisti comprano al mercato. Anche qui ci sono inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli, tantissimi francesi e anche olandesi, e quindi la città è viva. È vero anche che, si sa, l'altopiano di Asiago per i vicentini è meta di seconde case, quindi probabilmente anche molti approfitteranno di questo fine settimana per andarci, code permettendo, visto quello che hai appena detto tu tra l'altro. Ed è vero anche che questo caldo torrido, questo caldo africano a Vicenza si fa sentire, ma relativamente, perché la gente bene o male che abbiamo sentita dice sì, fa caldo, ma come né più né meno di altre estati, ecco. E soprattutto abbiamo sentito anche i commercianti del mercato e dicono che c'è effettivamente poca gente, ma che compra tutta quanta frutta di tutti i tipi, frutta di stagione, non ha voglia di cucinare, ecco, la gente. Diciamo che sarà un Ferragosto, a parte le solite grigliate tradizionali un po'
un po' leggero. Tra l'altro adesso fra un pochino parliamo anche di meteo, perché i dati di questa mattina insomma confermano che stiamo andando verso i giorni più caldi dell'anno, come erano stati annunciati. Qualche sito meteo ha definito questa ondata dell'anticiclone africano addirittura come Lucifero. Sai, ogni anno si trova un nome un po' più roboante per l'ondata di calore. Vediamo che alle 10 di questa mattina, quindi ancora in un momento in cui dovrebbe fare un po' fresco, Vicenza era già a 31,3, 31 gradi e 3 a Vicenza alle 10 di un giovedì mattina. Insomma, vuol dire che la giornata si preannuncia molto molto torrida. Più o meno vediamo che in tutto il Veneto è così, c'erano 32 gradi e mezzo a Treviso poco fa, 31 gradi a Cavallino Treporti. Noi stiamo guardando una mappa che non so se tu riesci a vedere, sì, 31 sì. addirittura a Illasi nel Veronese, 32 gradi e 8, sappiamo che la provincia di Verona è sempre molto calda, 31,3 a Sorgà, e tutta la bassa fra il Veronese e la Padovana insomma fra i 29 e i 31 gradi, quindi è plausibile che oggi si arrivi tranquillamente attorno ai 34-35 gradi, quindi giornata da bollino, diciamo bollino rosso per il meteo, bollino rosso per i trasporti. I bollini si sprecano oggi. Gabriella, prima di chiudere, cronaca la vediamo naturalmente stasera nel TG Vicenza. Ci sono novità per quanto riguarda le segnalazioni che ci arrivano dai telespettatori, i fatti che seguiamo su indicazione dei nostri segnalatori? Guarda, abbiamo già fatto anche ieri un pezzo molto interessante su un cancello che è comparso in una stradina che porta a Montecroceta, che collega due quartieri. Stiamo lavorando per dare la risposta al telespettatore che ce l'ha segnalata. In realtà la risposta ce l'abbiamo già, ma dobbiamo ovviamente fare un servizio completo in modo da dare una risposta completa anche ai nostri telespettatori. Stiamo lavorando in questo momento, ci stanno arrivando le segnalazioni, ma dobbiamo anche dare delle risposte, quindi andiamo di pari passo su questa questione. Invece ti volevo anche dire che si torna a parlare di Palazzo Thiene, perché adesso la tappa fondamentale che è in questo momento in arrivo è quella del 28 di agosto, quando bisognerà capire se lo Stato o la Regione Veneto daranno seguito al loro diritto di prelazione. Se così non sarà, se ci sarà anche solo un silenzio al riguardo, effettivamente Palazzo Thiene a tutti gli effetti diventa di proprietà del Comune, quindi bisognerà poi andare dal notaio per sancire questa acquisizione. Poi ci sarà tutta la parte che riguarderà la gestione. Abbiamo sentito oggi proprio il sindaco Rucco che parla di farlo entro settembre. L'8 era la previsione iniziale, ma di tempi probabilmente tecnici proprio non ci sono, ma poco dopo, e sarà aperta la parte museale con le guide vicentine che porteranno quindi i turisti vicentini ad ammirare le bellezze di Palazzo Thiene, che sono rimaste chiuse per tantissimo tempo. Palazzo Thiene, un nodo al fazzoletto che abbiamo fatto noi di Rete Veneta, con la nostra redazione. Abbiamo sempre seguito da vicino, addirittura fatto un po' di quella che si chiama moral suasion. Abbiamo cercato di aiutare, di dare una mano, di portare in alcune direzioni un percorso. È andata bene. È una vittoria anche di Rete Veneta. Possiamo dirlo, una bella vittoria anche di Rete Veneta, naturalmente una vittoria per i vicentini e per il Veneto. Certo. Gabriella, noi ti ringraziamo per tutte queste notizie. Tutto il resto lo vediamo naturalmente nel TG Vicenza di questa sera. Se ci sono altre novità, non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio per un servizio con una breve intervista al governatore Luca Zaia, che ricordiamo nelle scorse ore non è comparso in pubblico per le consuete conferenze stampa, perché si è aperta, si può partire con la fascia fra pochissimo, 12-18 anni, senza prenotazioni. Questo è il prossimo step, il prossimo obiettivo nel mirino del commissario Figliuolo. Zaia ha detto: siamo pronti a partire. Rispetto all'accesso libero per queste fasce di età, e quindi fino ai 19 anni, ne avevo già parlato con il generale Figliuolo, mi aveva anticipato ovviamente questa sua volontà. C'è da dire che Veneto ha già fatto degli accessi diretti e in questo momento non esiste assolutamente un problema di posti in agenda per vaccinarsi. Voglio ricordare che qualsiasi cittadino, in particolar modo mi riferisco anche a questa fascia d'età, ma comunque qualsiasi cittadino può recarsi tranquillamente ai centri vaccinali prenotandosi, e lo fa in tempo reale, cioè vuol dire che oggi siamo nelle condizioni di dire ai veneti che si possono prenotare e fare il giorno stesso o al massimo il giorno dopo la loro vaccinazione. Comunque anche rispetto a questo
e ovviamente appronteremo modalità nella riunione con i direttori generali di domani mattina atte per cui si possa arrivare a un accesso diretto. Quindi la riunione dovrebbe essere in corso, appena conclusa, naturalmente ce ne darà conto Luca Zaia durante la conferenza stampa che, ricordiamo, alle 12:30 tornerà in diretta qui su Rete Veneta sulla nostra pagina Facebook, quindi a disposizione di tutti. Per il momento noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito poco fa una vicenza non proprio ferragostana come da tradizione, tanta gente ancora in città, tanti però turisti, tante persone che vivono e rendono viva una città che invece storicamente, tradizionalmente era un po' vuota, era lasciata un po' vuota durante questi giorni di metà agosto. Adesso in teoria noi dovremmo riuscire a parlare con Padova per il punto della situazione dalla provincia padovana, ma stiamo ancora aspettando il collegamento con la nostra Valentina Visentin. Finché Valentina Visentin si collega, vediamo intanto una notizia che ci arriva dall'ANSA, perché naturalmente abbiamo parlato di turismo adesso e anche poco fa, e l'ANSA ci dice un agosto da record per il turismo domestico, con Ferragosto e dintorni da tutto esaurito. È un boom che sembra destinato a prolungarsi addirittura fino a tutto il mese. Lo dice un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra i propri associati in tutta Italia, quindi a livello nazionale, secondo cui saranno 13 milioni addirittura i turisti italiani, 3 milioni in più rispetto al 2019 e 2 milioni e mezzo in più sull'agosto del 2020. 4 milioni invece saranno i turisti stranieri sbarcati in Italia sull'onda dell'effetto positivo del lasciapassare europeo. Presenza consistente viene definita, anche se lontanissima dal pre-pandemia. Nella settimana di Ferragosto 8 milioni i turisti in viaggio. Quindi l'abbiamo detto anche qualche minuto fa, giornata da bollino rosso decisamente per quanto riguarda il traffico, visto che mezza Italia si sta muovendo come non succedeva davvero ormai da molto tempo, e bollino rosso anche per quanto riguarda le temperature, quindi molta attenzione sia per chi si sposta che per chi ha intenzione di uscire di casa in questi giorni un po' complicati. Valentina Visentin, che vediamo, si è riusciti a collegarci e vediamo che si è messa anche all'ombra dei portici di Piazza Bardella, sede della provincia di Padova, per una serie di iniziative che stiamo seguendo con la nostra redazione. In realtà le notizie padovane sono altre per il momento. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, era per aggiornarvi sulla situazione delle sospensioni. Come ben sapete, come stiamo raccontando in questi giorni, sono in arrivo le prime sospensioni dei sanitari Novax, quelli che non si sono vaccinati contro il Covid, dopo il provvedimento che ha riguardato un medico di base, una dottoressa operante a Cervarese e Santa Croce, e che sembra intenzionata comunque a non vaccinarsi, e quindi c'è il Comune e l'USL che stanno cercando di riposizionare 1500 cittadini al momento senza un medico di base. C'è stato anche il caso di una guardia medica, ora c'è un altro caso, un'altra sospensione che riguarda invece una dottoressa medico di famiglia a Vigonza. Questa volta però la dottoressa, che siamo riusciti questa mattina a sentire telefonicamente, ci ha detto che lei si vaccinerà quanto prima e tornerà a lavorare, perché sostanzialmente la dottoressa a gennaio, quest'inverno, quando c'era stata la chiamata per i medici di base, non si è potuta vaccinare per un problema di salute. Era convinta di aver chiarito tutta la sua posizione con l'USL 6 e dice: l'unico mio errore è non aver visto la PEC e non aver risposto con ulteriori chiarimenti. Io non sono una Novax, ha detto, mi vaccinerò quanto prima perché non lascio da soli i miei pazienti. Siamo in un'emergenza sanitaria e la vaccinazione è comunque corretta e necessaria in questo periodo. La dottoressa, tra altre cose, ci ha raccontato che lei stessa ha somministrato vaccini anti-Covid ai suoi pazienti e ha fatto tamponi, nonché visitava le persone anche in piena emergenza sanitaria nel 2020. Valentina, allora intanto questo è importante perché si capisce che il ruolo dell'informazione è anche quello di approfondire alcune situazioni che emergono. Non sempre la prima notizia viene poi confermata, magari la prima notizia viene poi seguita, approfondita, ci sono delle variazioni e l'importante è
e seguirle come facciamo noi quotidianamente con tutte le nostre redazioni. In questo caso però parliamo di temi molto delicati e che meritano quindi ulteriore attenzione, perché sappiamo che la tensione in giro, l'aria che tira su questi temi non è semplicissima. Valentina, noi abbiamo anche degli aggiornamenti, poi noi li vediamo più avanti nel servizio sulla tragedia che è avvenuta a San Pietro in Gu. Sì, perché proprio in questi minuti dovrebbe essere stata assegnata l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del piccolo Christian Menin, il bimbo che appunto purtroppo lunedì pomeriggio è morto mentre si trovava in piscina a San Pietro in Gu. Era lì per una giornata di relax con i genitori e i nonni. Per 2 minuti è stato perso di vista, e proprio in quei 2 minuti è avvenuta la tragedia. C'è questa indagine in corso, lo ricordiamo, per l'indagine per omicidio colposo ci sono 5 indagati, si tratta di un atto dovuto, l'ha sottolineato più volte la procura, e gli indagati sono i 2 genitori, i 2 titolari della piscina, responsabili, i gestori della piscina, e una bagnina che era al momento di vigilanza della vasca dove appunto è morto il piccolino. L'autopsia si spera chiarirà tutti i dubbi sulla morte, ma anche se darà risposte scientifiche, ma non darà risposte a questi genitori, perché è una tragedia davvero inspiegabile che non ha parole, che non si può commentare. Una tragedia che sappiamo ha colpito la comunità di Limena, ha colpito però anche naturalmente le persone che lavorano nella struttura in cui è avvenuto. Diciamo che una situazione così colpisce veramente tutti, ha colpito anche i nostri colleghi che hanno seguito la vicenda. Valentina, prima di lasciarci, c'è altra cronaca da Padova in questo momento? Sì, vi racconteremo poi nei nostri telegiornali di un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 350 tonnellate di pellet non regolare, quindi potenzialmente pericoloso. Si tratta di un'operazione della Guardia di Finanza di Cittadella, ma che ha visto coinvolta anche la provincia di Belluno, dove veniva appunto trasportato e stoccato questo pellet. Molto bene, quindi questa sera sia a Padova sia all'Alta Padovana ci saranno tantissime notizie. Valentina, noi ti lasciamo andare perché sappiamo che c'è una conferenza stampa in corso da seguire, tutto il resto lo vediamo nei TG delle nostre emittenti di questa sera. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, nel frattempo che la nostra regia ricarica i servizi, perché ne è arrivato uno proprio da pochissimo che riguarda l'autopsia riguardante il bambino che è morto in piscina a San Pietro in Gu, e il servizio aggiornamenti, tragedia piscina, nome tecnico che passiamo noi alla regia per poterlo vedere subito, perché è stato appena fatto dalla nostra redazione padovana. Chiedo quando ce l'abbiamo di poterlo mandare. Vediamo il servizio allora. 5 indagati per la morte del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni e mezzo annegato lunedì in una vasca della piscina comunale di San Pietro in Gu. Si tratta dei genitori, della coppia che gestisce l'impianto e della bagnina 22enne addetta alla sorveglianza dell'area dove è avvenuto l'incidente. Tutti e 5 sono indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto per consentire al meglio lo svolgimento delle indagini e acquisire quante più testimonianze possibili. Il pubblico ministero ha già affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del piccolo deceduto in ospedale a Padova dopo molti tentativi di rianimazione sul posto. La procura vuole stabilire se ci sia stata una mancata vigilanza sul bambino, che si era allontanato da solo dai genitori per giocare a pallone con un amichetto incontrato in piscina. Secondo il racconto del papà, Christian non sapeva nuotare, non sarebbe mai entrato in acqua da solo e senza braccioli o salvagente. Il piccolo allora potrebbe essere scivolato nella vasca, forse spinto accidentalmente, potrebbe aver battuto la testa ed essere svenuto, oppure potrebbe aver avuto un malore. Interrogativi che potrebbero trovare risposta nell'autopsia. Tra i testimoni nessuno ha sentito grida di aiuto, ma il piccolo è stato notato quando già era riverso a pancia in giù e galleggiava in acqua. Il sindaco di Limena, paese di residenza della famiglia Menin, ha deciso di proclamare lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali di Christian, annullati i fuochi d'artificio della sagra e indetta una raccolta fondi. Naturalmente l'esito, il seguito di questa tragedia che ha colpito davvero tutti lo vedremo nei nostri telegiornali di questa sera. Adesso noi, in attesa della conferenza stampa di Luca Zaia, in previsione fra 7 minuti meno circa dalla sede della Protezione Civile di Marghera, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo pronti a collegarci con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il Presidente Luca Zaia inizierà la sua conferenza stampa fra pochi minuti. Prima di andare a Marghera, però, vediamo prima di tutto una nota di meteo che è molto importante, perché l'ARPAV ci dice che la temperatura massima raggiunta ieri, mercoledì 11 agosto, è stata di 36,9 gradi, praticamente 37 gradi a Montagnana, in provincia di Padova, e i meteorologi ci stanno dicendo da giorni che non finirà così, quindi i 37 gradi sicuramente verranno raggiunti in qualche zona del Veneto oggi. L'attenzione è massima, quella che va prestata verso i comportamenti da tenere in giornata, anche perché le minime non sono un granché. 14,3 a Colognola ai Colli, naturalmente sappiamo che si è andati a 24-25 gradi di minime notturne in molte zone del Veneto, e certamente non è una faccenda piacevole. Passiamo all'emergenza coronavirus. Vediamo i dati che ci arrivano dalla sanità del Veneto. Allora, attenzione, questi non sono dati aggiornati alle ultime ore. Quelli aggiornati alle ultime ore, come sempre, li dà Luca Zaia all'inizio della conferenza stampa. Noi con la regia di Fabio Verin possiamo già farvi vedere però questi dati che ci dicono che siamo a 5.859.000 per quanto riguarda il totale delle dosi somministrate in Veneto, 3.035.000 le prime dosi, 2.823.000 le seconde dosi. Vediamo però che la somma di questa tornata, che dovrebbe riguardare un paio di giorni fa, si ferma a 28.000. Il Veneto ha una macchina vaccinale in grado di macinare attorno ai 100.000 vaccini al giorno, però se non ci sono le condizioni per farlo, la faccenda è un po' complicata. Infatti vediamo che sono state somministrate il 98% delle dosi fornite, quindi il magazzino comincia un po' a scarseggiare. Sappiamo che il 65,6% della popolazione totale ha avuto almeno una dose e che il 57,2% della popolazione totale è completamente coperto con il ciclo completo. Classi di età, come sempre, non cambia molto. Adesso si sta aprendo anche ai giovani, fra poco si aprirà anche la fascia 12-18, quindi anche questi numeri che vedete qui in alto a destra dovrebbero migliorare un pochino. Sintesi per categorie: va abbastanza bene per quanto riguarda disabili e vulnerabili, perché sono sempre più coperti. Questi i dati dell'emergenza, della campagna vaccinale che potete vedere è un po' a rilento, è un po' in discesa nei dati. Da qualche settimana ormai le 300.000 inoculazioni settimanali sono un ricordo. Speriamo di poter ritornare a quei livelli per il raggiungimento della celebre immunità di gregge tanto annunciata dalle autorità. Torniamo in studio perché è arrivato Luca Zaia. Vi lasciamo al governatore per tutto quanto. La ne ho assunta. L'assessore Lanzarin ha altro da fare in questo momento. No. Non è un delitto, ma non è al mare. Abbiamo fatto la riunione anche stamattina con i direttori generali e l'assessore Lanzarin. Oggi avremo una montagna di robe da dirvi, però ve ne diciamo poche in modo tale che ci sia più spazio. Quindi adesso cerchiamo di darvi delle informazioni che siano utili ai cittadini per le prossime ore. La dottoressa Russo, che è qui oggi, porterà poi dopo di me il quadro epidemiologico e avrà delle buone notizie. Siccome noi non siamo porta nera come qualcun altro, allora facciamo in modo di portare anche le buone notizie nelle conferenze stampa, e quindi vedrete che c'è una novità anche sull'andamento epidemiologico per fasce d'età. Quindi a chi anche ci sta seguendo in diretta vedrete che sono alcune notizie. Passerei con il bollettino. Tanto abbiamo passato i 6 milioni dappertutto, quindi 12.187.276 sono il totale. Vedete, tamponi molecolari sono 6.145.436 e tamponi rapidi sono 6.041.084. E qui c'è un po', una prima considerazione da fare. Quanti sono i positivi nelle ultime 24 ore? 583. E qui arriva la considerazione: 583 su 42.777 tamponi.
Questa è la dimostrazione che avevamo ragione noi, cioè nel senso che noi abbiamo necessità di fare tamponi a chi è categoria indicata per i tamponi, perché noi abbiamo avuto 42.000 persone alle quali si sono sottoposte gratuitamente un tampone perché sono contatti stretti, quindi contact tracing, positivi, sintomatici, dipendenti di ospedale, dipendenti di case di riposo. I visitatori delle case di riposo, ricordiamo, li possono fare gratuitamente, e questo è quello che ne viene fuori. Quindi non abbiamo ridotto a zero i tamponi come qualcuno ipotizzava, purtroppo ce ne sono ancora tanti da fare. E l'incidenza, scusatemi, è 1,36, no? Perché quindi si sta abbassando anche un po' l'incidenza. I positivi di oggi sono 13.421. Ovvio che questi ogni giorno aumentano, perché se hai 586 positivi al giorno finisce che sono 586 in più domani. Positivi dall'inizio del 21 febbraio, andiamo verso i 450.000, sono 443.921. 21 febbraio del 2020, mai avremmo pensato di parlare di 443.000 positivi al tampone molecolare, soprattutto di fare 12 milioni di tamponi. Ricoverati totali 206, meno 12. Questi 206 pazienti sono così distribuiti: 178 in area non critica, meno 15, quindi stiamo per il momento deospedalizzando, più 3 in area critica. Ovviamente questi probabilmente sono 3 pazienti passati dall'area non critica a quella critica, però il bilancio è di meno 12. Quindi si va, oggi sono 24 ore di deospedalizzazione. Terapia intensiva non Covid 352, più i 28 dell'area critica Covid, fanno 380 persone in terapia intensiva, cioè a Ferragosto gli ospedali stanno lavorando a manetta. Quindi anche l'occasione per ringraziare tutti i medici e il personale sanitario. Decessi sono 11.651 più 1, i dimessi sono 22.616. Considerazioni? Dopo ve le dirà in maniera compiuta la dottoressa Russo, che ha appunto il report settimanale. Stiamo accompagnando questa infezione, è innegabile che quello che dicevamo fortunatamente si è verificato, nel senso che riusciamo ad accompagnarla. Abbiamo 200 pazienti in ospedale, ragazzi, 7, 14, 21, sono una trentina di pazienti per provincia. Se si calcola sugli ospedali, sono 68 ospedali, 6, 12, 18, 24, sono 5-6 pazienti per ospedale. Allora, qual è il tema? Stiamo accompagnando, è fondamentale l'aiuto dei cittadini nella fase di prevenzione, quindi evitando fortemente gli assembramenti, portando la mascherina quando ti tocca. Se vai alla sagra e devi andare in coda per comprare costicine alla cassa, mettiti la mascherina anche se la sagra è all'aperto, perché magari c'è un po' di calca attorno alla cassa, dopo vai a pranzare, pranzerai ovviamente senza la mascherina. Dall'altro è fondamentale anche la fase di diagnostica, cioè il fatto che facciamo 42.777 tamponi in 24 ore, tutti dati per fare attività di screening su categorie esposte, ci dice anche che abbiamo un dato rappresentativo. Questo volevo sottolinearvi. Quando il Veneto dice ho 1,36 su 42.000 tamponi, vuol dire che noi veramente i ferri in acqua li mettiamo. Se pensate che dovremmo fare 7.500 tamponi al giorno, ne facciamo 42.777, andate a guardare tutti i dati nazionali che volete, penso che se fanno il totale noi facciamo gran parte dei tamponi che ci sono in giro. E non ho detto che è finita, dico semplicemente che oggi, dopo la dottoressa Russo, oggi abbiamo ragionevoli motivi di dire che agosto è un po' il D-Day, no? Il month day, diciamo il mese simbolo, cioè ad agosto qua ce la giochiamo tutta, ragazzi.
e speriamo anche con 2 o 3 mosse che vogliamo fare per fine agosto di essere sul pezzo. Voi sapete che io ho un ottimo rapporto con il generale Figliuolo, quindi anche delle partite dei tamponi, adesso peraltro stanno lavorando sulla base del modello Veneto per le scuole e quindi mutuando il progetto che abbiamo fatto noi delle scuole Sentinelle, hanno parlato anche 2 o 3 giorni fa con il generale. Noi siamo a disposizione, abbiamo mandato tutto il materiale perché giustamente si vanno a mutuare le buone pratiche, ma di questo parleremo un'altra volta perché oggi volevo dirvi questo. Quali sono le novità da domani? Allora, intanto voglio ricordare una roba che non è da domani, anzi dico quella da domani. Accesso diretto 12-25 anni senza se e senza ma. Chi vuole presentarsi domani in un centro vaccinale del Veneto, quelli nostri pubblici, ma se va in farmacia nessuno viene rimandato a casa o in altri centri vaccinali, anzi è auspicabile che si approfitti anche del network delle farmacie, dei medici di base, insomma tutti quelli che fanno vaccini, i privati, tutti quelli che fanno vaccini. Da domani dai 12 ai 25 anni accesso diretto. Tutte queste cose le facciamo almeno fino al 30 di agosto. Perché il 30 di agosto? Perché comunque è un mese dove c'è un po' di stanca, quindi dove possiamo rischiare un po' di più senza creare grossi ingorghi, spero, però buttiamo il cuore un po' oltre l'ostacolo. 2. Da domani chi vuole anticipare la seconda dose, avendo già maturato i 21 giorni di Pfizer dalla prima dose o i 28 giorni dalla prima dose per Moderna, può presentarsi in un centro vaccinale e chiedere l'anticipo. Senza prenotazione? Senza prenotazione. Anche questo è un servizio che vogliamo dare. Perché? Perché in questa fase epidemiologica pensiamo sia utile tornare a spingere ancora sulla prevenzione serrata. Abbiamo gli spazi per farlo. Vi ricordate quando abbiamo spostato i 21 a 42 giorni, come 35, che poi lo abbiamo fatto perché dovevamo vaccinare tanto e avevamo pochi vaccini, quindi le indicazioni EMA, AIFA erano comunque che si poteva stare dentro questo spazio temporale, quindi più allunghi lo spazio temporale più persone puoi fare di prima dose. Adesso torniamo a 21. Terzo aspetto, la nuova seconda dose per le prime vaccinazioni da domani, cioè domani uno va a farsi il primo vaccino, avrà fissato l'appuntamento a 21 e 28 giorni, 21 per Pfizer e 28, cioè torniamo all'origine del bugiardino, cioè domani va una prima dose, va a vaccinarsi, uscirà dal centro vaccinale con fissato 28 giorni se ha fatto Moderna o 21 giorni se ha fatto Pfizer. Ok Filippo? Okay. I veneti che sono in giro per il Veneto a terminale possono prenotarsi da domani, speriamo che funzioni tutto, se Dio vuole, da domani possono prenotarsi dove vogliono, cioè Sesè a Jesolo, a Caorle, una persona che è di Treviso o di Padova che va a Asiago o di Verona che va in Val Zoldana, può tranquillamente prenotarsi la sua vaccinazione fuori provincia, fuori ULSS, ma sempre nel territorio veneto. Abbiamo perfezionato il sistema delle prenotazioni, dovremmo farcela. Ultima informazione che non riguarda niente questo provvedimento che abbiamo deciso di assumere stamattina in riunione. Ultimo provvedimento, ricordo a tutti i vaccinati fuori Italia, cioè tutti quegli imprenditori, lavoratori, coloro che erano all'estero che si sono vaccinati a Dubai, piuttosto che si siano vaccinati che so, in Serbia o in altri paesi, possono da lunedì, quindi da 3 giorni, entrare nei siti delle loro ULSS. Lì c'è la procedura, ma è molto banale, sostanzialmente si manda il certificato di avvenuta vaccinazione con i lotti, l'ULSS carica il dato e dopo poco tempo, mi dicono anche qualche minuto a volte, arriva il messaggio per scaricarsi il Green Pass, che non è una roba da poco. Abbiamo un sacco di imprenditori in questo limbo nel quale c'è la doppia dose di Pfizer
ma non c'hai il Green Pass, perché il Pfizer magari te l'hanno fatto all'estero e non in Italia. Ovviamente i vaccini devono essere vaccini autorizzati EMA, vuol dire che se sei andato a Shanghai ti sei fatto Sinovac, poi te lo sei fatto ma non ti danno il Green Pass. Yes. Quindi stiamo parlando di 4 vaccini: Johnson & Johnson, AstraZeneca, io vi dico i nomi vecchi perché non mi ricordo mai i nomi nuovi, Pfizer e Moderna. Come si chiama AstraZeneca? Vabbè, AstraZeneca. L'R-Conti è 1,16, l'incidenza 83,8, i tassi di occupazione 2%, terapie intensive 3%, ma dopo ve ne parlerà la dottoressa area non critica. Volevo dirvi un'ultima roba sui vaccini. Sopra gli 80 anni oggi abbiamo fondamentalmente il 96,6% di vaccinati con almeno una dose. Beh, qua sono tutti completati i cicli. Sto parlando di un grado di copertura già avviato, insomma, che si va concludendo. 70, 79, 90,8. Sempre compresi i prenotati? Sì, compresi i prenotati. Ma in queste fasce d'età siamo pressoché quasi tutti col secondo ciclo. 60, 69, 85,7. 50, 59, 76,5. 40, 49, 66,6. 30, 39, 59,3. 20, 29, 64,8. 12, 19, così ve li dico tutti, 41,7. Media regionale 73,1, che arriverà all'80 ad ottobre. Avete visto che non è assolutamente vero l'adagio che per il quale si vuole passare dopo, si vuole far passare, togliete per il quale, dopo ve ne parlerà anche la dottoressa Russo, spero possa dire qualcosa anche sulla vaccinazione dei giovani, visto che abbiamo un accesso diretto 12-25 da domani, che i 20 e 29 anni si sono vaccinati per il 64,8%. Non è vero che i giovani non hanno avuto accesso ai nostri centri vaccinali. Mi piacerebbe che andaste nei nostri centri vaccinali, adesso sti giorni non è che siamo vuoti, lavoriamo a metà, abbiamo metà sforzo vaccinale rispetto alla consuetudine, facciamo 28.000 vaccini, ma i 30-39 sono quasi al 60%, i 20-29 sono al 64%, sono a dimostrazione che ci si vaccina. E se pensate che i 12-19 sono quasi 1 su 2 ha iniziato il proprio percorso vaccinale, direi che questo la dice lunga anche sull'accesso ai vaccini da parte dei veneti. Il vaccino resta volontario, nessuno può imporre o vuole imporre il vaccino in Veneto. Quindi ognuno decide in scienza e coscienza se deve decidere per se stesso o per i propri figli. È giusto che però noi mettiamo tutti nelle condizioni di potersi vaccinare velocemente se vogliono vaccinarsi. Vi ricordo che in Veneto confermiamo, poi se questo dato lo vuole specificare meglio la dottoressa Russo, confermiamo che in terapia intensiva la quasi totalità dei 28, forse 26 sono non vaccinati. Ma soprattutto il dato inquietante è che dai 50 ai 59 è la fascia di età nella quale sono praticamente anche lì, penso il 90% giù di lì, non vaccinati e ricoverati in ospedale. Cioè c'è la fascia centrale super colpita, è quella dei cinquantenni, più o meno. E tutti i non vaccinati, diciamo, ce li ritroviamo in ospedale. Però vabbè, questi sono dati che magari un giorno vi porteremo in maniera approfondita. Quindi domani cerchiamo di partire, approfittando del Ferragosto, del fatto che non ci sia tanta confusione, di partire con queste linee nuove. Capite che chiediamo un po' di comprensione ai cittadini, ma capiterà di andare a dire ma io vorrei anticipare la seconda dose e ti dico non si può,
se chi mi ascolta o se date una mano, dire che insomma c'è una circolare che la dottoressa Russo fa partire ora, e come prevenzione può capitare che ci sia in questo periodo ferragostano magari l'ultimo vaccinatore che non l'abbia ancora vista, ma insomma un po' di comprensione, cerchiamo di venirne fuori. Però a noi interessa l'accesso diretto dei giovani dai 12 ai 25 anni, che è una roba grande, che quindi è un appello che faccio ai ragazzi che decidessero, ai genitori decidessero o avessero già deciso di affrontare la vaccinazione, magari poi la dottoressa Russo ne parlerà, da esperta, di approfittare di questo accesso diretto. Quindi uno parte in auto, va, trova spazi, ne trova, agende le abbiamo disponibili, quindi senza prenotare va e si fa la vaccinazione. Se avete domande poi vi lascio la dottoressa. Esatto, Zambon per ora. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io volevo sottoporre questa questione che non investe direttamente il vaccino, ma diciamo in qualche modo ne è conseguenza dello sforzo vaccinale. Sono arrivate varie segnalazioni che noi abbiamo verificato e approfondito. Effettivamente c'è un allungamento spesso sensibile dei tempi delle prestazioni ospedaliere. Un po' a tutti i livelli, ma per esempio anche delle più ordinarie, laboratori di analisi, così. Ed è un prolungamento dei tempi sensibile. Ora è evidente che questo fa riferimento sia alle prestazioni arretrate che bisogna recuperare che al sovrappiù di lavoro che riguarda la campagna vaccinale e anche per esempio il testing, no? È tutto il lavoro svolto dal personale sanitario. Ma secondo lei ci saranno le condizioni per arrivare a un ripristino della normalità nell'erogazione dei servizi? No. Sa perché glielo chiedo? Perché mi pare che la campagna vaccinale stia andando bene, insomma, ci sono risultati molto positivi. La gente forse adesso ha meno paura del virus e guarda con più attenzione a quelle che sono i servizi ordinari della nostra sanità. Allora, questo virus ha fatto un danno diretto, che è quello sulla salute del cittadino che si è infettato, e spesso anche sulla vita dei cittadini quando sono morti, sono 11.600. Ne ha fatto uno indiretto su tutto quello che è la prevenzione e la cura dei cittadini, a prescindere dal Covid. Noi abbiamo 500.000 prestazioni da recuperare. A questo si aggiungono 30-40.000 vaccini al giorno, 50.000 dipende dalla giornata, cioè noi abbiamo 1.600 persone schierate su 60 centri vaccinali. In più, come vedete, una semplice ondata, mi permetto di definirla, diciamo forse la più semplice che abbiamo affrontato fino adesso, ci porta in altri 42.000 tamponi al giorno. Ci vogliono operatori che facciano 42.000 tamponi al giorno. Cioè noi abbiamo un ospedale fuori dall'ospedale. Cioè abbiamo raddoppiato lo sforzo che chiediamo ai nostri sanitari, purtroppo, disgraziatamente, a causa del virus. Allora, la prima via di uscita è quella che bisogna chiudere la partita del virus, ma velocemente. Dopodiché noi abbiamo dato, ma anche con provvedimenti, mandato di allargare il più possibile la platea degli erogatori di questi servizi, coinvolgendo i privati tutti, perché comunque diciamo molte è vero che ci sono diciamo delle attività in elezione, però è anche vero che il disagio di un'anca che ti fa male sarà anche un intervento in elezione, ma uno tira la gamba, non si muove più, quindi non è che muore, però vive malissimo, quindi bisogna farla. E poi ci sono anche tutto quello che sono delle attività di diagnostica, di screening, che rischiano poi di farci avere sorprese con patologie più importanti. Contiamo assolutamente, guarda, noi abbiamo dato ai nostri direttori l'obiettivo di chiudere questa partita entro fine anno, cioè questo è il nostro obiettivo. Capite che però di mezzo non ci deve essere una variante che si chiama nuova infezione di virus, perché se ce ne arriva un'altra autunnale come abbiamo visto negli autunni scorsi è pesantina. Due, un punto di domanda, ve lo dico per onestà, è rappresentato dalla terza dose.
perché per noi terza dose significa più o meno avere 4 milioni di inoculazioni da fare. È vero che adesso abbiamo il supporto di un network che prima non avevamo, però è innegabile che se tu vuoi fare la terza dose o l'inoculazione velocemente devi avere una macchina da guerra come questa che fa 50.000 vaccini al giorno, perché se pensi di gestirlo semplicemente con i micro punti di inoculazione diventa difficile. Ovviamente dobbiamo chiedere la collaborazione per la terza dose ai medici di base totale, alle farmacie, a tutti quelli che possono inoculare. Un dettaglio, insomma, Prego. Secondo e ultimo, proprio la terza dose, insomma, no? Lei l'ha definita un'incognita, ma non c'è qualche riscontro? Ci sarà sicuramente. Da parte del Ministero, da parte del Governo? Ci sarà, dopo ve ne parla anche la dottoressa Russo, ci sarà, è innegabile che ci possa essere. Certo è che noi abbiamo questo grande tema di capire la copertura anticorpale quanto dura, questo è il vero tema. Dopo la dottoressa vi parlerà anche del tema dei guariti e dell'indicazione da fare, anche lì ci sarà una novità, dell'indicazione di fare la prima dose. Sapete, di questo virus si conosce poco, cioè non è che fra 10 anni sapremo tutto del virus. Oggi sappiamo di più rispetto a 18 mesi fa, ma non sappiamo molto di più rispetto a quello che dovremmo sapere sappiamo molto di meno rispetto a quello che sapremo fra molti anni. Ma la terza dose lei la ritiene più possibile o più probabile? No, secondo me è probabile che si faccia. Probabile? Sì. Sì. Ma sì, guardate, se leggete la letteratura scientifica a livello internazionale ne parlano come dando per scontato che si dovrà fare una dose di vaccino. Dopodiché verrà utilizzata come una profilassi coram populi, cioè che la fanno tutti, è una roba. Verrà utilizzata con la visione dell'anti-influenzale che diventerà un po' più, come si può dire, meno endemica, non ve lo so dire questo. Sarà la comunità scientifica che ce lo dirà. Grazie. Prego. Vanzani, Zambon e Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Con i dati che ha sintetizzato prima dall'R Conti 1 e 16 e tutti gli altri, quindi è confermato che il Veneto resterà ancora bianco? Sì, siamo ancora in bianco. Va bene. L'altra domanda invece riguardo ai tamponi. Ieri ci avete fornito i dati dei tamponi che sono stati fatti a pagamento US per US. È possibile avere il dato anche oggi riferito alla giornata di ieri? Sì, immagino di sì, guarda. Mi dicono di sì Carlo, quindi ve lo darà. Ok, grazie. Nel senso che penso che sia un dato che stiamo raccogliendo. A me spiace non potervi dare il dato reale di tamponi a pagamento passando anche con per i dati delle farmacie, ma non siamo in grado di avere questa discriminante. Lì abbiamo un totale, no? E ancora non abbiamo... Grazie. Prego. Zambon. Buongiorno. Resto sui vaccini, ma esulo un po' dal tema strettamente sanitario. Per coincidenza, sia noi che altre testate stamattina abbiamo dato voce a questo tema che ormai c'è, della sua posizione che non è assolutamente aderente rispetto ad altri suoi colleghi di partito, per cui noi abbiamo portato il riconoscimento del capogruppo dell'opposione Possamai, che le dà merito per la linea di fermezza, ad esempio sul concentrare i tamponi gratuiti solo alle categorie utili per lo screening, insomma quelli che ne hanno diritto. I colleghi facevano presente che c'è stata questa intemerata di un europarlamentare siciliana della Lega che non gliele ha mandate a dire sul fatto appunto che i tamponi dovrebbero rimanere gratuiti. Insomma, si stanno moltiplicando un po' i casi di fermento all'interno del suo partito. Lei riesce ad avere dei consensi trasversali. C'è chi dice la Lega dovrebbe essere meno ambigua, per essere un partito che è nel governo dovrebbe pensarlo un po' di più come Zaia, in buona sostanza. Ci dia una risposta, non spicoli stavolta. Chi dice queste robe lo dice semplicemente perché non è della Lega, no? Cioè la Lega deve essere meno ambigua, sono gli altri che si preoccupano di casa nostra. Quindi, vabbè, sono gli avversari, no? Io dico che il mondo è bello perché è vario, lo diciamo sempre noi veneti. Poi che sia pieno il mondo di commissari tecnici della nazionale, guardate, io non è che non ho una posizione e faccio l'amministratore, ho un ruolo istituzionale
e da me finché ci sono io le leggi si applicano, punto. Vi faccio sempre un esempio che è quello della caccia, che è un tema del quale nessuno mai parla. C'è una legge che permette a dei cittadini di poter andare a caccia. Noi non siamo chiamati a fare i no caccia o i sì caccia, siamo chiamati a applicare la legge. Punto. Qui con il Covid la legge è chiara. E peraltro vorrei ricordare che i tamponi gratuiti li dava solo il Veneto negli ultimi 2 mesi per un motivo di screening sociale. Adesso non trasformiamo iniziative, fra l'altro posso dire virtuose come quella del Veneto, in robe, in casi politici, perché non c'è, a me sembra lineare, no? Siamo gli unici che sono andati nelle scuole a fare le scuole sentinelle, eccetera, come se avvenissero tutti gli studenti a dire no, non li fate più. Cioè, abbiamo dei progetti e li portiamo avanti con la prevenzione. Ma lei fa sempre premitaccio la distinzione fra chi amministra e chi è eletto ma non ha ruoli da amministratore, per cui parlamentari, europarlamentari, eccetera. Ma scusa, no, guardate, io non critico nessuno. Non dovrebbe essere una linea comune anche per chi ha la responsabilità di essere stato eletto? Ma guarda, cioè, allora, premesso che le divagazioni sul tema ci sono in tutti i partiti, alzi scagli la prima pietra che è senza peccato, non mi risulta che non ci siano partiti con liberi pensatori, ma è bello anche della democrazia. Dopodiché guardate, la differenza tra uno che amministra, un sindaco che amministra, un presidente della regione che amministra e una persona che non amministra è una sola, che il primo finisce in procura se sbaglia, l'altro esprime opinioni. Fine. Va bene, grazie. Giacomuzzo, altri per il Presidente? Non deve fare domande politiche a Ferragosto. La politica su Bassini è proprio il nodo del cuore della questione. Non aveva niente da scrivere. Che cos'è? Oh no, stavo brontolando perché quando le vengono rivolte domande politiche appropriate, come il caso della collega adesso. Fai anche l'avvocato adesso. Sì. D'ufficio, perché insomma non è grandi parcelle. Insomma, lei da una parte svigoria e dall'altro dice non avete altre domande. Insomma, invece è una questione reale, è un tema, insomma, dai. No, ma io penso che non le faccia fare i salti di gioia comprensibili. No, ma guardate, la mia preoccupazione è zero, ma zero assoluto. Cioè non ne faccio, cioè dico semplicemente che la libertà di pensiero deve essere garantita a tutti, dopodiché i ruoli sono diversi, signori. C'è un discorso essere, capito, agli spalti dello stadio di calcio e definire la formazione ideale, un discorso è essere Mancini a bordo campo, che qualche sacranome intanto gli tocca anche tirarlo, no? Cioè. Però io noto una roba, che nella prima fase, quando c'era sbigola per tutti in silenzio, nessuno aveva niente da dire, c'era la sbigola, no? Così lo tradurranno a livello internazionale anche questo termine. No, avete visto qualcuno parlare nella prima fase? Tutti in silenzio, tutti tranquilli, cioè, guai mai che il virus mi si presenti sulla porta di casa. Il problema è che ne verremo fuori e chiuderemo anche questa pagina, guardate, cioè, questa è la soluzione. Cristina. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente. Domanda su Verona. Per il secondo giorno di seguito mi segnalano che il centro vaccinale in Fiera è chiuso. Ieri c'è stata la conferenza stampa del direttore generale, ma non era stata data notizia di questo. In azienda ospedaliera al momento non danno spiegazione e l'ipotesi che sta emergendo riguarda quella di una carenza di vaccini che francamente è possibile da quello che ci dice lei. Vaccini ce ne sono, ecco, Cristina. Se sa... Ma probabilmente non aveva prenotazioni, hanno fatto... Allora, premesso che non avendo accessi diretti... c'è l'accesso diretto a Verona per gli over 60. No, c'è dappertutto in Veneto l'accesso diretto. Benissimo, quindi c'è l'accesso diretto. Over 60 è aperto da sempre, però immagino che abbiano avuto prenotazioni, cioè noi ci siamo trovati 25 prenotazioni penso a Bassano e a questo punto le spostiamo. Penso che sia anche perché abbiamo dei lavoratori, non è che possiamo farli stare tutto il giorno per un accesso diretto, cioè non è che abbiamo flussi. Io ve l'avevo detto, forse tu non c'eri l'altro ieri, o c'eri? Avevo detto anche l'altro ieri, se ricordate, guardate, cerchiamo di capire durante Ferragosto.
tutto non chiudiamo, però è probabile che qualcosa, se non ci sono prenotazioni, dobbiamo chiudere. Sì, è che pare che anche dal sito insomma non ci sia segnalazione di questo, per cui una persona... Stamattina in riunione non è stata data notizia, però sentirò. Magari poi verifichiamo. Facciamo una roba più corretta, mandiamo una nota del direttore a tutti, in modo tale che tutti i tuoi colleghi abbiano l'informazione. Grazie. Prego. Altra domanda, dal momento in cui lei ha dato notizia che dal giorno successivo, cioè da martedì, tamponi gratuiti in Veneto, basta, le prenotazioni si sono impennate, quei posti che avevate a disposizione, 100.000? Beh, abbiamo avuto 8.000 prenotazioni in un giorno. 8.000. Ma guarda, i veneti, cioè, adesso in tutta sincerità, nel rispetto delle idee di tutti, c'è chi è no senza se e senza ma. C'è chi è ni, c'è chi se lo vuol fare ma dice ma aspetto, vedremo. Nel momento in cui diciamo ha informazioni poi ci sono le prenotazioni, noi non andiamo a obbligare nessuno a vaccinare, a obbligare nessuno ad essere vaccinato, però insomma è un processo naturale per chi lo vuol fare, per chi non lo vuol fare non lo fa, appunto. Per capire se c'è una risposta immediata di chi ha utilizzato i tamponi come alternativa. C'è stata, perché abbiamo avuto 8.000 prenotazioni già quel giorno. Sì. Pensavo che aveste avuto il numero. Sì, gliel'ho dato per 3 giorni. Sì. Aveva? Sui 100.000 però, attenzione, poi c'erano già tutti prenotati per quei giorni, quindi siamo a 90.000, quindi fra l'uno e l'altro. Sì, Presidente, alla luce di quello che ha affermato, c'è il punto di domanda quindi se il giorno di Ferragosto i centri vaccinali resteranno aperti oppure no, però visto che aprite accesso diretto chiamiamoli ai teenager, chi è in giro per il Veneto può andare a prenotarsi dove vuole, viste le decisioni assunte questa mattina con i DG delle US, cosa avete deciso? Cosa deciderete per domenica? Abbiamo deciso di usare come base le prenotazioni, perché comunque, come si può dire, c'è una sorta di correlazione tra il numero di prenotati e quelli che si andranno a vaccinare, e anche per accessi diretti. Vediamo quanto accesso diretto c'è in questi giorni e dopo domenica, sì, domani è sabato e dopodiché domenica vedremo. Ci sono dei centri vaccinali che sono pesanti anche da gestire, pensare di aver lì 50 dipendenti per 20 persone si devono vaccinare, anche no, però noi i vaccini ne abbiamo. Forse questa è la prima settimana nella storia dei vaccini dove vi diciamo ne abbiamo e ne avremo anche di più verso fine mese. Approfittino tutti quelli che possono fare accesso diretto a questo punto. Vi lascio la dottoressa Russo, tutto che... Presidente, scusi, avevo altre 2 cosine da porle. Prego. Giacomo. Allora, segnalazioni che ci arrivano, premessa che è ormai nota, sul Green Pass la Regione non ha modo di operare e attivarsi. Ma che consiglio può dare, per esempio, a quei guariti che non hanno, a inizio anno, tra gennaio e febbraio, e che ancora non fanno le seconde dosi, però ancora il Green Pass a loro non è arrivato? C'è un modo per ottenerlo? Dopo ve lo dice la dottoressa Russo. Ok. E dopo, magari sempre alla dottoressa Russo chiedo, anticipo questo, si faceva riferimento alla categoria dei 50-59 anni, che è una fascia d'età quella più esposta, ma che tuttavia risponde sempre meno. Una delle sensazioni che riceviamo anche in base a quello che ci segnalano è la paura di questa fascia di età per effetti collaterali importanti, perché magari si sono visti vicini di casa o altre situazioni di persone che dopo aver fatto il vaccino si sono ritrovati con la trombosi, con questo, con quello. Come stanno andando con gli effetti collaterali dei vaccini? Se può darci un aggiornamento su questo per rassicurare, oppure se effettivamente ci sono delle situazioni che stanno emergendo nuove. Grazie. Allora, io penso sia corretto che la dottoressa Russo, in maniera proprio scientifica e asettica, politica del tutto, dopo vi dà un focus sugli effetti collaterali, reazioni avverse al vaccino e vaccinazione dei giovani. Quindi lei è la prevenzione, quindi è il dato ufficiale che potete avere da Veneto, ce l'avete da lei che è il direttore della prevenzione. Lascio il posto. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, adesso spero di
fare in maniera breve questo aggiornamento epidemiologico che ha già anticipato il Presidente. Allora, abbiamo visto i dati, perché comunque i dati arrivano il mercoledì sera, arriva una prima analisi come ogni settimana da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che quindi ci dà una proiezione di quella che è la situazione regionale, e poi il giovedì noi, perché è l'ultimo dato che deve essere quello più aggiornato, forniamo quella che è l'incidenza sul numero dei casi, quindi ogni giovedì. Ha detto il Presidente, abbiamo nel renconti di 1,16, un'incidenza di 83,6 e poi un tasso di ospedalizzazione che è del 2% per l'area non critica e del 3% per quanto riguarda la terapia intensiva. Chiaramente questi dati ci collocano ancora in zona bianca, perché, come abbiamo detto prima, l'altra volta, come ha detto il Presidente, i parametri di valutazione sono tutti spostati sull'occupazione, quindi sulla gravità praticamente della malattia che necessita di ricovero. Quindi lì abbiamo dei target che sono insomma il 15 e il 10% per passare di fascia, che sarebbe la fascia gialla. È chiaro che insomma, la nostra attenzione è anche, oltre che alla gravità della malattia, al contenere gli eventuali focolai. Abbiamo visto che la malattia si è diffusa prevalentemente nella fascia più giovane, fino ai 24-25 anni, però quello che diceva il Presidente, che i dati che il SER di Azienda Zero ci ha comunicato stamattina evidenzia, ma poi manderò a Parmigiani anche il grafico, che c'è un calo in tutte le fasce di età. Questo insomma è un dato importante che non ci deve far abbassare la guardia, questo è indispensabile, però insomma ci fornisce un po' di sollievo, se vogliamo, perché i casi comunque anche oggi avete visto che sono superiori ai 500, però qui c'è il grafico che magari non si vede bene, però effettivamente c'è un calo insomma abbastanza significativo e questo per noi è importante. Come avevo annunciato, poi vi mando. Sì, poi magari vediamo le slide, quindi questo insomma è estremamente importante. Un'altra cosa importante è che è vero che la malattia, questi nuovi casi sono diffusi un po' in tutto il Veneto, ma mentre prima avevamo dei focolai molto ampi nel Padovano, abbiamo avuto qualcosa anche nell'altopiano di Asiago, sempre legati a giovani che erano andati in viaggio o che comunque si erano contagiati a seguito di feste prevalentemente. Adesso la situazione insomma è assolutamente in miglioramento. Questo è importante. Per quanto riguarda l'età media del contagio, è ancora bassa, come lo era anche l'anno scorso, e si attesta intorno ai 30 anni. Invece per quanto riguarda quella dei ricoveri, soprattutto appunto dei ricoveri in terapia intensiva, è intorno ai 55. Quindi età insomma alte. Questo lo mettiamo direttamente in correlazione, ma questo non soltanto noi come Regione, ma a livello nazionale, anche a livello internazionale, con l'alta copertura vaccinale che abbiamo per fortuna per quanto riguarda le fasce più deboli, che sono rappresentate dai soggetti insomma più avanti negli anni. Quindi questo è estremamente importante. Per quanto riguarda questo per la situazione insomma epidemiologica, è chiaro che per quanto riguarda le varianti invece voglio dire che è importante anche le varianti, la variante predominante è la variante Delta, quindi la maggior parte delle nostre varianti, insomma dei nostri casi tipizzati hanno questo tipo di giungono a questo tipo di sequenziamento. È arrivata ieri una nuova circolare che modifica quelli che sono i tempi anche di quarantena a seconda del tipo di variante. Di queste cose ne abbiamo parlato via via, no? Sapete che nell'ultima circolare avevamo un comportamento di riduzione della quarantena per quanto riguardava le varianti diverse dalla variante Delta. Invece per la variante Delta avevamo insomma anche per i contatti a basso rischio, quindi non solo per i contatti stretti ma anche per i contatti che dicevamo occasionali, quindi quelli
definiti a basso rischio, avevamo anche per loro la quarantena. Questo per, diciamo, ridurre quella che era la circolazione del virus. Ieri è arrivata una nuova circolare che invece assimila un comportamento, diciamo, di minore durata della quarantena per quanto riguarda tutte le varianti, compresa la Delta, e invece introduce una tempistica di quarantena diverso per quanto riguarda la variante Beta, che al momento non abbiamo casi. No, Beta. Beta. B135 è la variante sudafricana. Perché su questa variante non abbiamo ancora molti dati relativi a quella che può essere, diciamo, la caratteristica di diffusione, la capacità di contagio, quindi c'è un atteggiamento più prudente. Allora, in che cosa consistono queste variazioni? Per quanto riguarda tutte le varianti, quindi anche compresa la variante Delta, fa una differenza tra i contatti stretti e i contatti a basso rischio. E se i soggetti sono vaccinati con 2 dosi, quindi i contatti sono vaccinati con 2 dosi, oppure se non hanno una vaccinazione completa o non sono vaccinati. Allora, se i contatti stretti quali si intendono? Lo sappiamo, sono i contatti familiari, i contatti lavorativi che sono nella stessa stanza, oppure insomma quelli con cui siamo stati per un certo periodo di tempo, e adesso vediamo quant'è questo tempo. Per questi soggetti comunque rimane la quarantena se sono contatti stretti. Se sono completamente vaccinati, questi non è più 10 giorni ma è 7 giorni. Quindi 7 giorni, quindi viene ridotta di 3 giorni. Naturalmente si chiude la quarantena con un tampone antigenico o molecolare negativo. Invece, per quanto riguarda i contatti a basso rischio, quindi i contatti cosiddetti occasionali, per questi non è più prevista la quarantena. Questa è la differenza principale. Quindi i soggetti a basso rischio devono praticamente, una volta individuati, automonitorarsi, nel senso che chiaramente se hanno qualche sintomo, insomma, sanno di essere stati contatti a basso rischio di un caso, e quindi il sospetto, insomma, deve essere quello, e anche il comportamento, sappiamo, mascherina, distanziamento eccetera, deve essere maggiormente attenzionato. Se invece il soggetto non è vaccinato o è parzialmente vaccinato, quindi con una sola dose, il contatto stretto rimane 10 giorni, quello invece a basso rischio non fa quarantena. Quindi la differenza principale è la riduzione, perché anche a livello internazionale si è visto che è possibile ridurre il periodo di quarantena anche nei contatti stretti vaccinati, perché chiaramente abbiamo la protezione indotta dal vaccino. L'atteggiamento è cautelativo, quindi potremmo dire: ma perché allora non le eliminiamo del tutto? Perché al momento è cautelativo e così deve essere, mentre per i contatti a basso rischio non viene più fatta. I contatti a basso rischio sono prevalentemente quelli che sono stati a contatto del caso positivo per meno di 15 minuti. Questo è il tempo che a livello internazionale è stato riconosciuto. Quindi se io vado nel negozio e ho incontrato una persona, ci ho parlato per meno di 15 minuti, l'ho vista, l'ho salutata e basta, non è un contatto stretto, è un contatto occasionale. Se sono in aereo, non tutto l'aereo a seguito di un caso va in quarantena, ma vanno in quarantena quelli che si trovano nelle 2 file davanti, dietro, lateralmente o in senso obliquo. Quindi si riduce praticamente quello che è il periodo di quarantena per i contatti stretti, e per i soggetti a basso rischio, per coloro che sono a basso rischio, non si fa la quarantena. Invece c'è un'attenzione per quanto riguarda la variante Beta, perché appunto dicevo prima non conosciamo ancora quale può essere questo comportamento, quindi nel caso in cui dovessimo trovare un soggetto positivo e al sequenziamento viene individuata questo tipo di variante, sia i contatti stretti che i contatti occasionali a basso rischio vanno in quarantena per 10 giorni. Questo è lo stesso comportamento che abbiamo adottato per la variante precedente, quindi
diciamo che questo virus ci mette continuamente alla prova con la presenza di queste varianti. E voglio dire una cosa che è importante su questo e che mi allaccio per questo a quanto ha detto il Presidente sull'importanza della vaccinazione. È chiaro che la vaccinazione non è obbligatoria, questo lo sappiamo, tranne che per determinate categorie, però il fatto di avere una popolazione via via meno suscettibile, quindi coperta dalla vaccinazione, impedisce al virus di circolare e soprattutto di colpire in forma severa, perché queste sono le cose più importanti. Quindi è importante che tutte le fasce d'età, anche quelle più giovani, a partire dai 12 anni, perché fino a quell'età sono stati portati avanti gli studi, ma se ne stanno facendo anche per i bambini più piccoli, e si vaccinano, perché questo rappresenta una barriera alla diffusione del virus. Quindi, come sempre, la vaccinazione è un diritto ed un dovere, che non vale solo per il vaccino contro il Covid, ma vale per tutte le malattie prevenibili con vaccinazione. E questo è molto importante. Non ho avuto il tempo di farlo per oggi, ma è stato pubblicato un articolo a seguito di una meta-analisi sugli effetti a lungo termine del Covid, che porteremo magari un altro giorno, quando ci sarà disponibilità, per mettere in evidenza come il rapporto rischi-benefici è sempre a favore della vaccinazione, a meno che non ci siano naturalmente delle controindicazioni. Ma per il resto la vaccinazione rappresenta al momento l'unica arma che abbiamo per fare sì che questo virus si trasformi da un virus epidemico, con quello che abbiamo visto e con quello che vediamo continuamente facendo mutare gli scenari, ad una malattia di tipo endemica come l'influenza, perché il mondo scientifico dice che sarà difficile che questo scompaia all'improvviso, ma se dovesse circolare in una popolazione che già è vaccinata e che non è completamente suscettibile alle nuove varianti, alle nuove forme di virus che dovessero circolare, naturalmente non avremo i casi gravi, la mortalità e tutto quello che abbiamo affrontato fino ad oggi. Quindi questo è molto importante. Per quanto riguarda le segnalazioni, adesso il report che ci manda la farmacovigilanza in ultimo, non ho avuto modo di leggerlo in maniera molto dettagliata, però vi posso dire che siamo la regione che segnala di più. Questo per tradizione, per, come si può dire, accompagnamento alla vaccinazione che abbiamo sempre fatto per quanto riguarda la vaccinazione stessa. Per noi è molto importante che venga segnalata qualsiasi cosa, anche la febbre superiore a 37,5. Perché? Perché anche queste piccole segnalazioni, le segnalazioni più comuni, di reazioni comuni, sono importanti, perché queste possono modificare, l'abbiamo visto, per le reazioni che sono state segnalate, le schedule vaccinali, i target di vaccinazione o il tipo di vaccino stesso, e quindi è estremamente importante segnalare. E abbiamo il maggior numero di segnalazioni. Le segnalazioni in numero maggiore riguardano le reazioni comuni, l'abbiamo detto anche altre volte, che sono la febbre, la cefalea, il senso di affaticamento e di stanchezza e anche dolori articolari. Questi sono i principali. Per quanto riguarda le segnalazioni gravi, devo dire che come segnalazione grave viene anche considerata una temperatura che raggiunge i 39 gradi centigradi, quindi anche la temperatura elevata viene classificata come reazioni gravi. E poi abbiamo avuto, mi pare, una reazione di shock anafilattico, che comunque è stata risolta, quindi di una reazione allergica importante. E poi alcune, mi pare 2, ma guardavo poco fa, ma al limite vi posso dire meglio, di altre reazioni gravi che poi si sono praticamente risolte, tra cui uno è stato un appannamento della vista
che poi si è risolto, e poi degli episodi di sincope post vaccinale che per fortuna insomma si sono risolti. Quindi è chiaro che è come qualsiasi altro farmaco, e questo è ovvio e è scritto anche nel consenso informato che viene dato al soggetto, alla persona che va a vaccinarsi, possono manifestarsi, ma devono essere segnalati. Questo non vale solo per i vaccini, vale anche per i farmaci, perché questo, anche il vaccino, è un farmaco. Comunque dobbiamo anche considerare che il vaccino, questo tipo di vaccino, è stato utilizzato e viene utilizzato in quantità elevatissime, quindi in numeri elevatissimi, che in un breve periodo di tempo portano anche ad una attenzione a livello nazionale, a livello internazionale, a livello regionale su quelli che sono gli effetti. Quindi tutto quello che viene segnalato, che viene detto, non deve scoraggiarci, ma deve incoraggiarci a portare avanti, insomma, l'adesione alla vaccinazione. Il Presidente ha detto anche stamattina che proprio anche per la fascia pediatrica coinvolgeremo i pediatri perché possano, insomma, in maniera più approfondita di quanto possa fare io, parlare del vaccino nella fascia pediatrica. Perché i bambini, i ragazzi, insomma, che a partire dai 12 anni cominceranno a frequentare la scuola a settembre, e sappiamo che la vaccinazione sarà estremamente importante per evitare, insomma, di stare a casa, per evitare situazioni che possono poi portare non solo ad effetti diretti determinati dalla malattia, ma anche agli effetti indiretti che sono legati proprio all'epidemiologia di questo virus. Non lo so se avete qualche domanda. Era la cosa in sospeso che riguardava il pass e i guariti. Ah sì, allora per quanto riguarda il Green Pass e per quanto riguarda i guariti, allora abbiamo praticamente con Azienda Zero, con gli uffici dell'informatica, individuato tutti quei soggetti per cui non era ancora stata registrata o non era, insomma, stata, come si può dire, definita la data del primo tampone positivo, perché voi sapete che per avere il Green Pass a seguito di malattia bisogna avere la data del primo tampone positivo. Quindi li abbiamo suddiviso per aziende, abbiamo mandato queste posizioni, chiamiamole, che erano risultate incomplete, e a mano le ULSS risaliranno alla data di segnalazione della prima positività e la inseriranno. Se questa invece non compare, la persona può rivolgersi all'azienda ULSS e portare, magari l'ha fatto in un laboratorio privato, non l'aveva presentato, insomma, per qualsiasi altro motivo, o anche l'ha fatta all'estero, perché abbiamo anche questo caso che è stato previsto dall'ultimissima circolare che ha mandato il Ministero sul Green Pass, quindi non soltanto coloro che hanno fatto la vaccinazione all'estero, ma anche quelli che si sono ammalati all'estero. Quindi se hanno documentazione relativa alla positività che hanno avuto, quindi un tampone positivo o alla fine della quarantena, si risale alla data della positività e viene ad essere caricata in modo tale da ridurre via via queste posizioni mancanti e quindi di dare la possibilità alle persone, insomma, che hanno avuto una positività di avere il Green Pass. Su questo volevo dire una cosa, per quanto riguarda diciamo, la riduzione dell'intervallo tra la prima e la seconda dose a cui accennava il Presidente. Oltre al fatto che abbiamo una maggiore disponibilità di vaccini, che quindi non ci costringe, diciamo, ad allargare, ad aumentare l'intervallo fra le dosi, in questo momento di circolazione delle varianti, l'avevamo già inserito nel nostro piano di sanità pubblica del mese di luglio, è raccomandato da tutti gli organismi nazionali ed internazionali di farle nel tempo, insomma, più breve possibile, secondo quanto previsto dalla scheda tecnica. Quindi, oltre ad esserci la disponibilità per farlo, che è una cosa importante perché altrimenti non possiamo garantirlo, è importante proprio scientificamente, perché la vaccinazione con doppia dose noi sappiamo che aumenta l'efficacia del vaccino e di conseguenza la difesa del soggetto nei confronti della malattia. Quindi per il Green Pass ho detto, e volevo dire anche questa cosa. Per i soggetti positivi, voi sapete che c'è una circolare del Ministero che dice di vaccinarsi da 3 ai 6 mesi, quindi di fare la dose dopo, oppure si può fare entro i 12 mesi. Questo significa che il Green Pass vale fino a 12 mesi dalla data della prima positività.
La nostra raccomandazione è quella di farle il prima possibile, perché anche il soggetto che è stato positivo è vero che ha sviluppato una risposta anticorpale specifica perché ha superato la malattia, ma non abbiamo dati sufficienti che ci permettono di capire fino a quando effettivamente e quanto il soggetto è protetto. Quindi prima si interviene dopo i 3 mesi con la vaccinazione, più la persona è protetta, soprattutto se la persona è una persona fragile che ha delle condizioni di rischio. Quindi anche questo è importante, chiudere prima possibile, secondo quanto è stabilito, il ciclo vaccinale, perché anche questo della vaccinazione parziale, avete visto, insomma, può determinare anche delle positività. Si è alzate le mani perché ho perso il conto. Avevo visto una Moscati, una Vanzan. Ok, Moscati e Vanzan. Sì, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Fatalità, oggi mi era arrivata proprio una richiesta alla quale lei ha ampiamente risposto già con i tempi di quarantena ridotti, però questa persona mi chiedeva una cosa specifica, cioè lui ha finito la seconda dose già a maggio, poi il 30 risulta positivo in seguito a una sensazione di perdita del gusto e basta. Fa un tampone ed è positivo, mantiene quei famosi giorni di quarantena. Di isolamento in questo caso. Sì, esattamente, di isolamento, e non ha più nessun sintomo, neanche quello della perdita del gusto, ma ha fatto l'otto ha un risultato ulteriormente ancora positivo. Allora domanda, quanto devo... Sì, non l'ho detto perché insomma mi sembrava di appesantire quelle che erano... Allora, sono i cosiddetti lungamente positivi. E si è visto che ci sono delle persone che praticamente, anche senza sintomatologia, rimangono positivi per un periodo di tempo più lungo rispetto ai 7 giorni, 10 giorni o 14 giorni che conosciamo come intervalli di quarantena o di isolamento, e questi praticamente via via perdono il cosiddetto pericolo, diciamo, di infettare gli altri pur rimanendo positivi, quindi fino a 21 giorni. Arrivato al 21esimo giorno, anche se il soggetto risulta positivo, può praticamente essere liberato. Ecco. Grazie. Questo è previsto. Grazie. Sì. Grazie per la domanda. Vanza. Dottoressa, buongiorno. Quindi ricapitolando, beta da noi in Veneto non ci sono ancora stati, va bene, quindi non è stata trovata. Al momento non ne abbiamo adesso non mi ricordo se qualche settimana fa c'è stato qualche caso, verifico, ma al momento non abbiamo nessun caso di beta. E invece per quanto riguarda, riassumendo, chi è un contatto occasionale, nessun isolamento, chi invece ha un contatto stretto si riduce solo se è vaccinato completamente. Sì, a 7 giorni. Rimane a 10. Va bene. La circolare da quando entra in vigore? È arrivata ieri. Quindi oggi facciamo la lettera. Vi forniremo anche quella. Sì, vediamo anche la circolare. Grazie. Le slide sono già però comprensive. Sì, c'è uno schema anche all'interno della circolare, insomma, volevo intanto spiegarvela perché insomma non è proprio immediata. Ecco. 13:28, possiamo chiudere qua. Ringraziamo Grazie. la dottoressa Russo. Grazie.